In attesa che si concretizzi il progetto del polo del Museo del Mare in Porto Vecchio, la storia del rapporto fra Trieste e il mare si può ripercorrere al Magazzino 26 negli spazi che ospitano la collezione un tempo visitabile in Campo Marzio e la sezione dedicata alla collezione Lloyd. Partiamo dall'ala nord del Magazzino 26 al terzo piano, dove la collezione, riconducibile al vecchio Museo del Mare, si è trasferita nel 2003. Qui troviamo tutte le parti del Museo del Mare, anche quelle per la ricerca, vale a dire troviamo anche la biblioteca, l'archivio fotografico, l'archivio delle carte, la zona dedicata agli studiosi e alle attività didattiche e poi le sezioni per esplorare il Museo del Mare e la storia del mare a Trieste e non solo. Quindi la storia dell'evoluzione degli scafi, le esplorazioni, le vicende di Ressel e di Marconi, la storia della cantieristica e quella delle compagnie di navigazione, ma anche quella della pesca. Un'esposizione, fra l'altro, in continuo divenire. Già quest'anno stiamo ipotizzando di muovere alcune cose e di ripensare alcune aree proprio forti dell'esperienza fatta nel corso di questi 2 anni e perché in ogni caso ascoltiamo i nostri visitatori e cerchiamo di capire quali sono le esigenze e a nostra volta sviluppiamo studi e conoscenze che ci permettono di cambiare l'assetto del museo, comunicare qualcosa di nuovo. Al piano rialzato la collezione Lloyd, proveniente dall'attuale Palazzo della Regione, la cui esposizione è stata riconsiderata di recente. Questa rimodulazione in spazi leggermente diversi, compressi, passa dalla rievocazione, dal racconto di quella collezione al racconto invece del Lloyd austriaco e triestino in quanto tale. Quindi non più strettamente legata a degli oggetti che volevamo mostrare, adesso vogliamo mostrare proprio la storia di questa compagnia di navigazione che ha segnato a sua volta la storia abbastanza in maniera incisiva della città di Trieste e delle sue relazioni. Di particolare interesse gli apparati didattici realizzati grazie ad un contributo della Regione nell'ambito di un progetto europeo. Abbiamo attivato degli strumenti digitali che consentono appunto una grande elasticità nella fruizione dei contenuti, sia da parte nostra perché facilmente riusciamo a aggiungere, ancora un progetto in itinere, riusciamo facilmente ad aggiungere una seconda, terza, quarta lingua, riusciamo facilmente ad aggiungere ulteriori approfondimenti anche con linguaggi mirati a diverse abilità, per esempio cognitive.